Sommergenze in una zona di Siculiana, in particolare cosa? Sì, si è registrata questa brutta frana in un versante critico dal punto di vista idrogeologico, incontrata a Cantamatina di Siculiana, e noi siamo intervenuti immediatamente. Avevamo già iniziato i lavori per mettere in sicurezza il fabbricato, ci sono delle cooperative, ci sono dei fabbricati. E quindi proseguiremo questi lavori che sono poi delle paratie di pali, e entro 10 giorni consentiremo ai cittadini che hanno dovuto evacuare le loro abitazioni per effetto di questa frana di poter rientrare entro 10 giorni. È chiaro che noi facciamo l'intervento in somma urgenza, proprio quello limitatamente a eliminare il pericolo per le costruzioni, ma è tutto il versante in frana, quindi poi il Comune dovrà predisporre un progetto molto più ampio, magari intercettando i canali di finanziamento dell'ufficio del commissario per l'emergenza idrogeologica, e fare un progetto ovviamente generale che possa contemplare la criticità nel suo. Sono stati danni in particolare? I danni sono stati perché è franato tutto il terrapieno proprio di rimpetto a una delle costruzioni. Appena a valle una delle costruzioni è franata una rampa di collegamento per raggiungere queste cooperative, un pezzo di strada, quindi è la cosa più importante è che i movimenti non si sono ancora fermati, ancora si registra il movimento di questi detriti che scendono verso valle. Fortunatamente noi stiamo riuscendo a bloccare la parte che è immediatamente a valle degli edifici, salvandoli. Pensiamo che gli edifici saranno preservati da questa frana e quindi che i cittadini possono rientrare nel giro di 10 giorni nella loro casa.